Come Andrea Veneziano, siamo in Arabia Saudita per la seconda tappa del mondiale. Partiamo 16esimo perché purtroppo nella Q2 ho fatto un incidente e sono andato a sbattere. Potevo tranquillamente qualificarmi in Q3, anche se la gara non è tra le più favorevoli. Comunque, dai, già miglioramento anche qualifica bene. Dopo i primi 2 punti della stagione in Bahrain, sotto questa gara mi fa cagare. Tutti i big sono partiti con le medium. Previsto un nuovo uso, ma non pioggia per la gara odierna. Se così si può dire. Raga, andiamo. Rock and roll. Dove vai, grande Kume? Bello, 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 bello lo scattino del Kume. Buttati che è morbido, bravo. Un avvertimento un po' curioso. Attento. Ok, già decimi, perfetto. Attento qua, mamma mia. In sta gara faccio sempre tanti errori. Il ritiro è dietro l'angolo, un po' come un po' meno di Monte Carlo, però tra Monte Carlo e Singapore. Siamo già a Nigel. Spingi, venezianone, spingi. Devo stare iper concentrato. La partenza era ok, adesso Sì. fai attenzione ai possibili rischi. Con calma. Dobbiamo colpire il nostro Nigel. Guarda che pescato qua, boom boom. Very good, Kume, very good. Scatenata la Minardi. Seven place. Comunque già safety car la prima gara. Scusami. Se ne stanno un po' andando. Adesso non ho più molto ritmo. Quanto Massa sta superando Ocon. Adesso potrei lasciarlo anche passare Mansell. Beppe, dai. Sta andando Sainz e Alfonso purtroppo. Però le loro macchine sono top rispetto alle nostre. No, lungo, lungo, lungo. Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, conferma che stai bene. E arriva il ritiro. Alla seconda gara purtroppo arriva il ritiro irridato. Una gara che ha dell'incredibile. Il pilota Inizia Red Bull Park. oggi l'ha spuntata la Red Bull con una... Con la Max. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Sì, troppo forte la Ferrari. Tavi. Ancora di più gli avversari in classifica. Dopo una grande prestazione. Concentriamoci sulle prestazioni di oggi col nostro Tirato Guangzhou e veneziano purtroppo. Max Verstappen ha guidato con una tranquillità invidiabile. 12esimi costruttori, sempre quarti, almeno questo. Comunque Red Bull già in fuga, raga. Che cazzo ho fatto? Era crollo adesso, crollo. Con questo ritiro abbastanza inaccettabile. Va bene.
Dai, stiamo salendo, Beppe. Che palle. Dei nuovi componenti. Alcuni Mamma di mia. qualità. Dovremmo chiedere al reparto RS di riprendere lo sviluppo. Ok. Non sembra di qualcuno non si distrugge di aggiornamento. C'è stato un problema in linea di produzione questa Ancora. settimana. Quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Grazie. Questo tipo di decisioni possono essere complicate, ma credo che tu abbia scelto E ci vola. Dopo la beffa ma voglio punti anche qua dopo la buona prova del Bahrain. Anche le qualifiche le sto cannando completamente. Piano, 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 piano. 16esimi, poteva andare peggio. Adesso riusciamo a recuperare qualcosa, ma devo stare attento. E 15esimi. Brutta questa cosa, proprio male, l'ho presa. Non possono già scappare via, però. Non Ok, adesso possono già concentriamoci per il scappare via. resto della gara. Ci vuole, voglio bagare, con la bagare il Cube può fare grandi cose. Molto bene. Giro record di Perez. Ok, il Cube si lancia, vai, 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 in altra posizione, buono. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Con calma, bisogna aver pazienza. Anche Mansell è indietro comunque. Non posso permettermi di sbagliare nulla se voglio andare a punti. Guarda che lotta qua tra Hülkenberg e Norris, ho paura Beppe. Leggermente lungo. Siamo tutti con le medium. Forse l'Alpine sta bloccando un po' tutti. Ok, questo è il mio punto. Qua sorpasso bene, la macchina c'è qua. Il rettifilo c'è. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Che possiamo rimontare bene. Mamma mia che rischio che mi sono preso. È andata molto bene. È andata di lusso Beppe. La sosta è prevista tra il 14esimo e il 19esimo laps. Siamo lontani però dalla zona punti ancora, eh? Buono.
qua potrei... Uno me lo ciuccio sicuro. Uno me lo ciuccio sicuro. E insomma, sicuro no, però... Sì, dai, almeno uno sì. Ok, 11°. Siamo a ridosso della zona point. Bei sorpassi finora. Buona gara per il talentissimo. Vietato fumare. È uno stroll non messo bene. Siamo a caccia del last roll. Bene. Guarda come mi ha chiuso. Si chiudono un po' di più quest'anno, sembrerebbe. Dai. Finora nessun ritiro. Quello abbiamo preso bene. Ah, ma mi speriamo... Dovrò dare la posizione. No, per fortuna no. Me la tengo, sinceramente. È andata un po' di bava. È andata un po' di bava. C'è Mansell. Mansell no. Non una gara eccelsa, neanche di Mansell. Paradossalmente meglio la nostra. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 1,5 secondi. Non dobbiamo perderli di vista. Presa malissimo questo. Presa malissimo purtroppo. Adesso Mansell può andarsene. Speriamo ci sia bagarre davanti. Mi serve la bagarre. Niente. Ok, sei nella top 10. Ma se non riesce a superare con un osso durissimo con. Ma che adesso Stroll c'ha il DRS, io no. Questo è un grosso malus. Dai, spingi, spingi. Alcune informazioni su Stroll. Ha riscontrato una sorta Fatalità. di problema meccanico. Il problema è che è dietro di noi, quindi ce ne fotte. Solito terrorista al culo, per fortuna no, perché se non la prendo mai bene. Problemi al motore, problemi. Ritiro per Veneziano, secondo ritiro in 3 gare, pazzesco, stavolta problemi al motore. Il distacco da quella dietro è 2,1 secondi. Ha il giro 13, la decima in classifica, c'è il ritiro come andiamo, perfetto. Tutto regolare, partenza perfetta. Vittoria per la scuderia di Milton Keynes. Strano.
Mamma mia, che inizio problematico, signori. Almeno Nasser prende punti. Stacca ancora di più gli avversari in classifica. Dopo un'incredibile giornata di gara, Veneziano ai piastri ritirati. Veneziano crollato. Costruttori almeno quarti, questo va bene però. Disastro assoluto. Raga, alla prossima, sono molto deluso. Il prossimo weekend Bahrain, scusatemi, in Azerbaijan, Baku, quindi altra gara difficile, 2 ritiri pesanti. Quello dell'Arabia Saudita, vabbè, poi ci può stare, ma la rottura del motore a Melbourne preoccupa. Se devo dire ragazzi che ho rimesso la traiettoria perché boh, veramente sono più forti sui giochi degli anni 2000 e 90 ragazzi, c'è poco da fare, il Kuma moderno non va bene, non mi trovo più, ma veramente la guidabilità è completamente diversa. Qualcuno mi ha chiesto, non ho cambiato periferiche, ma proprio sento la macchina scattosa, i freni, cioè la macchina non frena, non capisco, non ho cambiato completamente la guidabilità, raga, veramente, dovrò abituarmi, ci vorrà, ho paura, parecchio tempo. Raga, un saluto dal comandante veneziano, nei prossimi video però torna GP4, ciao!